Buongiorno, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, è una bellissima, bellissima giornata senza neanche una nuvola. Giornata proprio di settembre, in genere proprio in settembre fa giornate così, cioè perfette praticamente. Stamattina c'erano 6 gradi all'ombra, adesso sono 11, quasi 12. È aumentata un po' la temperatura. E davvero era freschetto, era freschetto. E ho tutto aperto perché sto pulendo, quindi ho svuotato la stanza di là. Avevo già passato l'aspirapolvere ieri nella stanza e anche sul tiragraffi, insomma, avevo pulito anche questo. Quindi in realtà buona parte del lavoro l'avevo già fatta ieri e oggi invece mi sono dedicata a tirar fuori tutto e a lavare il pavimento. E cos'altro? Ho pulito la terrazza, ne ho approfittato che avevo l'aspirapolvere qua e ho dato una bella passata fuori perché ieri aveva fatto tanto vento e quindi era un disastro la terrazza, era sporchissima. Poi Bue fa sempre le unghiette sul tappeto, questo qua più grosso, e vengono via tutti i pezzi, quindi ho dato una bella passata di aspirapolvere, ho pulito anche la sua cuccia e basta. Vi faccio vedere Bue che è qua, è tornato, era scappato perché aveva paura dell'aspirapolvere, poi è qua di nuovo. Buongiorno, fai finta di niente, sì? Buongiorno. Ci siamo già visti e già mangiato. Questa è una nuova cuccia che gli ho preso, ma lui non entra purtroppo. Io gliela lascio fuori. Lui ha paura di entrare nelle cucce perché lui penso preferisca quelle aperte per una questione pratica. È andato nell'erba, cioè, guardate le zampe, è andato nell'erba che è bagnatissima. Ma amore, ti sei lavato tutto, mamma mia. Insomma, per una questione pratica penso lui preferisca questa qui aperta. Comunque io gli ho comprato anche quella lì chiusa e più o meno è impermeabile, certo se sta sotto la pioggia diretta no, però insomma se dovesse far vento o neve quella cuccia è calda e asciutta, insomma. Vediamo, io gliela lascio là, se lui vuole entrare è là, c'è anche il suo cuscino all'interno, l'ho presa su Amazon a 23 euro, una cosa del genere. Adesso vado dentro, ricompongo la stanza. Vieni qua. Vieni, vai, asciugati al sole, dai. Bue. Vieni qua. Bue. 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 Vieni qua al sole, asciugati, dai. Vieni qua. Bravo. Ecco, adesso asciugati che sei tutto bagnato. Mamma mia, tutto bagnaticcio. Comunque, di là, oh che bello pulito sto pavimento finalmente. Di là ho la lavatrice che è finita, quindi ho tutta la biancheria da stendere. Ho una marea di roba da lavare perché ieri, avendo pulito tutto lo stanzone di là, ma pulito da cima a fondo, era una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo, a parte imbiancare, ma proprio pulire da cima a fondo. Mi è servito, cioè ci sarei potuta stare anche molto di più, però poi avevo fretta, quindi ho fatto in velocità, però ho pulito da cima a fondo. Infatti adesso sono sicura che ogni angolo sia pulito. Dispensa messa a nuovo, che devo ancora fare il video, e tutto lo stanzone imbiancato e pulito. Perfetto, meglio di così non si potrebbe. E niente, il mio programma, adesso oggi è sabato, quindi non farò niente, domani non farò niente, la prossima settimana non lo so. Entro questo mese vorrei imbiancare il bagno, imbiancare questa stanza. Questa è un po' più complicata perché ha tanto legno da coprire, è una cosa che io odio, cioè veramente è un'impresa. Comunque si perde un casino di tempo a coprire, a contornare tutto il legno, cioè a coprire il legno, a contornare tutto con lo scotch, si perde tantissimo tempo. Però anche questa, bene o male, dovrei riuscire a farla anche in fretta. E poi vorrei fare l'ingresso. Il muro dell'ingresso è veramente tanto sporco, magari dai video non si vede, ma vi assicuro che è tanto sporco. Beh, si vede anche qua, questo è sporco.
quindi anche questo muro vorrei fare. Vediamo. Mi piacerebbe fare anche lo stanzino di là, perché anche quello è molto sporco. Devo capire un attimo come sbrigarmela, ma mi interesserebbe più fare il bagno. Si sta lavando, tutto bagnaticcio. Bravo, guarda che pulizie, ma all'ombra te le fai le pulizie? Vabbè. Amore, all'ombra te le fai? E non ti asciughi mica lì? Stress. Anche l'Antelao completamente senza nuvole. Wow. Cioè, proprio bello. Non è ancora arrivato proprio l'autunno perché vedete gli alberi sono ancora pieni di foglie, però ad esempio quelle stanno cambiando colore. Queste no, sono ancora tanto verdi. Invece quelle sono già diverse. Vabbè. Comunque non... questa è una ragnatela. Vabbè, comunque non è ancora cambiato tanto il colore, dai, intorno a noi. È ancora abbastanza verde. Ho cambiato tende, non ce la facevo a vedere quelle lunghe, facevano troppo buio. Ho rimesso su queste, le ho lavate, le ho messe su. Fuori ho steso 2 lavatrici di roba. No, mi manca solo da stendere il copridivano che ho cambiato, ma è troppo grande, non ci sta da nessuna parte, quindi aspetto che si asciughi un po' di roba e poi lo stendo. Adesso devo vedere se riesco a togliere i piedini che ci sono qua, questi due. Ecco, devo togliere quei piedini là e metterli sull'altro pezzo, quello di sopra, perché questo sopra è fatto così, no? Quindi è più bello da vedere. L'altro invece c'ha sti affari così, senza tappino, senza niente, perché comunque ci andrebbe questo sopra. Però ho visto che la mensola, questa qua, non la utilizzo e quindi tanto vale cambiare. E metto questo al posto di quella che c'è già, che così ha questo bordino fatto bene. Ecco fatto, sì, sinceramente è molto meglio. Col bordino così rifinito è perfetto. Tanto la mensola quella sopra ho visto che non la utilizzavo e quindi tanto vale lasciare solo questa qua, quella più bassa. Cosa c'è? Ehi. Ciao! Ciao! La tovaglia non puzza, profuma, è nuova, pulita. No, nuova no, pulita. Ciao gattino! Ciao! Io faccio colazione. È domenica per me, c'è Pepe che è fuori di testa perché vuole giocare e quindi va avanti e indietro, corre e gioca col tappeto di là. Disastro. Non so quante volte lo sistemo in un giorno quel tappeto. Vabbè. Allora, niente. Mi faccio colazione, il mio caffè latte e per quest'oggi pancakes con la crema di... Cos'è? Anacardi o arachidi? E cacao. Vabbè, una di quelle due là, insomma. Uno di quei due frutti. Franz è giù che taglia legna, io non sono tanto in grado, sinceramente. È stata una settimana stancante per me. Oddio, anche per lui, ma imbiancare questa stanza mi ha proprio distrutta, davvero. Ma più che altro perché è tanto grande e tanto da, cioè, esposta al divano di qua, esposta al divano di là, e esposta al tavolo, cioè, se la stanza è vuota fai presto. Quando invece la stanza è piena, togli quello che puoi togliere, però non tutto si può togliere. Tipo il divano, non so cosa farò oggi, vorrei cambiare lenzuola, ecco, almeno quello vorrei farlo, e altro non lo so.